Passeggiando per le vie di Roma, senza saperlo, si sfiorano, visitano luoghi cari a Don Bosco, dove tra il 1858 e il 1887 per ben 20 volte il santo si recò, vivendo complessivamente quasi 2 anni nella capitale pontificia. L'amore al Papa, l'approvazione delle Costituzioni salesiane, la divulgazione delle letture cattoliche, l'incontro con i benefattori, l'opera di mediazione tra Santa Sede e Regno d'Italia furono i motivi principali dei suoi assidui soggiorni. A distanza di decenni, molti dei luoghi vissuti dal santo non esistono più, ma alcuni sono ancora visibili ed altri anche visitabili. La residenza in cui Don Bosco soggiornò nel suo primo viaggio è quella dove il conte Carlo Rodolfo de Maistre viveva con la sua famiglia. In questo bel palazzo di via del Quirinale, a pochi metri da via delle Quattro Fontane, Don Bosco arrivò la sera del 21 febbraio 1858. Accompagnato dal chierico Michele Rua, con il cuore carico di attesa, entusiasmo ed emozione per essere finalmente giunto nella città eterna. Non fu sempre questa la residenza del santo torinese. Già nel suo secondo soggiorno del 1867 fu ospitato dal conte Vimercati nel palazzo adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli, nella quale spesso si ritirava a pregare o a celebrare la messa. In questa residenza Don Bosco giunse preceduto dalla sua fama di santo e taumaturgo, tanto che il corridoio di fronte alla sua cameretta era spesso pieno di gente che attendeva di incontrarlo. La cameretta del santo è ancora oggi conservata e proprio in questa casa vennero scattate le uniche 2 fotografie di Don Bosco a Roma, quella con il breviario in mano e quella in cui benedice Don Francesia ed il signor Pardini con suo figlio. A Piazza Santa Chiara, a pochi passi dal Pantheon, Don Bosco fu ospite per 2 volte presso il palazzo dove abitava lo spedizioniere apostolico Stefano Colonna. Di gran lunga più significativo è il monastero di Tor de Specchi, in via del Teatro Marcello, a pochi metri da Piazza Venezia. Fondato nel XV secolo da Santa Francesca Romana, ospitò per ben 5 volte Don Bosco nella cosiddetta Casa dei Confessori, oggi non più esistente, che si trovava di fronte all'edificio principale. Don Bosco, dopo il 1870, si adoperò con successo per evitare che il monastero fosse incamerato dallo Stato, come stava accadendo ad altri beni della Chiesa. Nella sontuosa cappella si tenne il 29 gennaio del 1878 la prima conferenza ai cooperatori salesiani di Roma. La sera stessa Don Bosco scriverà a Don Rua: «Oggi abbiamo avuto una conferenza presieduta dal cardinal vicario, che infine fece uno stupendo discorsetto. Farà epoca nella storia». La casa della famiglia Sigismondi, nella centralissima via Sistina, ospitò all'ultimo piano Don Bosco per ben 6 volte. Qui il santo scrisse testi, bozze, lettere ancora oggi conservate con tanto di indirizzo. Proprio tra queste mura Don Bosco ricevette dalla Santa Sede, nell'aprile del 1874, il decreto di approvazione delle Costituzioni della Società Salesiana, al termine di un iter lungo e faticosissimo. Lui stesso dirà: «Se avessi saputo prima quanti dolori, fatiche, opposizioni e contraddizioni costi il fondare una società religiosa, forse non avrei avuto il coraggio di accingermi all'opera».
Nei suoi ultimi soggiorni romani, Don Bosco trovò stabile dimora in questa sua casa del Sacro Cuore, dopo aver accettato dal Papa Leone XIII di proseguire i lavori di costruzione della chiesa, che si erano bruscamente interrotti. Una costruzione che gli costò fatica e lo logorò. Don Bosco celebrò in questa chiesa una sola messa, il 16 maggio 1887, all'altare di Maria Ausiliatrice, 2 giorni dopo la consacrazione della basilica. Una celebrazione più volte interrotta da un pianto commosso. Sui gradini della sacrestia, al termine della messa, lui stesso ne svelò il motivo. Aveva compreso le parole che in sogno a 9 anni la Madonna gli aveva rivolto. A suo tempo tutto comprenderai. Al termine della vita, Don Bosco aveva finalmente compreso il significato di quel sogno e la sua missione tra i giovani più poveri. Da questa casa il santo scrisse anche la famosa lettera da Roma, datata 10 maggio 1884, vero capolavoro pedagogico. È in questa casa che Don Bosco vede realizzato il suo progetto di aprire una casa salesiana a Roma. Molti infatti erano stati negli anni i tentativi, caldeggiati dal Papa Pio IX, di stabilire i salesiani nella città eterna. L'ospizio di San Michele a Ripa, sul Lungotevere, fu visitato da Don Bosco, che notò la mancanza di confidenza tra superiori e ragazzi. Il Papa avrebbe voluto che il santo torinese ne assumesse la direzione, ma il progetto fu osteggiato dai dirigenti dell'opera. Fu lo stesso Don Bosco, invece, a rifiutare l'offerta della direzione dell'ospizio Tata Giovanni, situato vicino Piazza Campo dei Fiori. Lo stesso avvenne per la colonia agricola di Vigna Pia. L'ubicazione in aperta campagna e l'aria poco salubre del luogo, troppo vicino al Tevere, dissuasero Don Bosco dall'accettarne la direzione. Ad opporsi, tra l'altro, fu anche la Commissione delle Opere Pie di Roma, restia ad affidare l'istituzione ad un prete proveniente dal lontano Piemonte. Don Bosco, invece, si adoperò molto per ottenere la gestione della chiesa del Santo Sudario, poco lontano da Piazza Navona. Punto di riferimento dei piemontesi a Roma, attirò subito le attenzioni del santo. Dopo anni di trattative, però, il progetto di assumere la custodia di questa chiesa sfumò. Lo stesso avvenne poco dopo per la chiesa di San Giovanni della Pigna e la casa adiacente. Sostenuta da Pio IX, l'assunzione di questa opera sembrò inizialmente essere andata a buon fine, tanto che Don Bosco stesso scrisse a Don Rua annunciando che la trattativa stava per essere conclusa. Alcune difficoltà oggettive resero però impossibile l'assunzione dell'opera da parte di Don Bosco. Non pochi luoghi, ancora oggi visitabili, furono particolarmente cari a Don Bosco, che non perse occasione per recarvisi. Primo fra tutti, senza dubbio, è il Vaticano, dove Don Bosco si recò moltissime volte per visitarne le bellezze e soprattutto per le udienze con il Santo Padre. Una accurata cronaca redatta dal chierico Rua descrive minutamente le prime visite alla Basilica di San Pietro e le prime udienze con Papa Pio IX. Don Bosco visitò con curiosità ed entusiasmo ogni angolo della basilica, fino ad arrivare a toccare con un bastone la tomba dell'Apostolo Pietro. Il primo incontro con il Papa avvenne il 9 marzo 1858. In questa occasione il Santo Padre consigliò a Don Bosco di fondare una società che potesse continuare il lavoro con i giovani che lui aveva iniziato.
È il germe di quella che sarà la società salesiana. Anche il Papa Leone XIII accoglierà più volte Don Bosco in Vaticano. Un curioso aneddoto caratterizzò la Pasqua del 1858. Nella visita della Basilica, il santo andò sulla loggia di San Pietro per osservare la folla riunita in piazza in attesa del messaggio Urbi et Orbi. Rapito da quello spettacolo, non si accorse che sopraggiungeva la sedia gestatoria che portava Pio IX. Si trovò quindi impossibilitato a muoversi tra la sedia gestatoria e la balaustra, con la punta del piede del Papa sulla sua spalla. Oggi, all'inizio della navata centrale, sopra la statua di San Pietro e l'effigie di Papa Pio IX, si erge la statua di Don Bosco, così come lui stesso un giorno aveva sognato. Non molto lontano dal Vaticano, presso il palazzo Altemps, Don Bosco tenne nel 1876 una conferenza sulle 7 parole proferite da Gesù in croce. Era questa, infatti, la sede dell'Accademia dell'Arcadia di cui lui faceva parte. Anche le catacombe di San Callisto furono visitate con devozione e curiosità da Don Bosco nel suo primo viaggio a Roma. Dicono le cronache: Don Bosco usciva dalle catacombe alle 6 della sera e vi era entrato alle 8 del mattino. La visita offrì al santo numerosi spunti per la stesura delle vite dei martiri e dei santi. Tra le chiese di Roma più frequentate spiccano quelle di Santa Maria sopra Minerva, poco lontana dal Pantheon, di Trinità dei Monti, sopra Piazza di Spagna, e di Santa Maria del Popolo. In esse Don Bosco si recava spesso per pregare, per celebrare la messa e incontrare i benefattori provenienti dalla nobiltà romana. Il santo, tra l'altro, si adoperò efficacemente anche per tutelare dall'incameramento dei beni ecclesiastici il monastero delle Suore Francesi annesso alla chiesa di Trinità dei Monti. Lo stesso risultato ottenne per il monastero delle Suore della Carità adiacente alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Nel vestibolo di questa chiesa, tra l'altro, nel suo primo soggiorno a Roma, Don Bosco si riparò da un violento temporale. Con lui si ripararono anche alcuni vaccari che pascolavano i loro buoi nella piazza antistante. Ne nacque un dialogo da cui il santo percepì la semplicità e genuinità cristiana di quella gente e grazie al quale si convinse di quanto bene si potesse fare fondando un'istituzione religiosa a Roma. Un pensiero che lo accompagnerà fino alla realizzazione del Sacro Cuore al Castro Pretorio negli ultimi anni della sua vita. Celebre è l'aneddoto legato a Piazza del Popolo. Qui Don Bosco fu condotto dal cardinal Tosti, che non riusciva ad immaginare come un prete potesse guadagnarsi la confidenza dei ragazzi. Don Bosco gli chiese di condurlo in un luogo da loro frequentato per una sorta di dimostrazione pratica. Il cardinale lo condusse in questa piazza, dove il prete torinese si guadagnò in pochissimo tempo la confidenza di un crocchio di ragazzi lì riuniti. Una scena simile avvenne nell'attuale piazza Trilussa, sul Lungotevere, dove Don Bosco con simpatia e semplicità si conquistò in brevissimo tempo un gruppo di giovani romani. Probabilmente presso il carcere di Regina Coeli, sul Lungotevere e non lontano dal Vaticano, Don Bosco predicò con grande successo una muta di esercizi spirituali alle detenute. Osservatore attento e dal cuore pronto per la propria missione, Don Bosco passeggiò e visitò i luoghi più umili e quelli più sontuosi, con lo sguardo di un padre, e come sempre rispose prontamente e con progettualità, lasciando alla provvidenza
disporne tempi e modi.